Eccoci. Allora adesso dovrebbe tutto funzionare. Ecco, si signor, vi se mo i nostri tecnici anche la diapositive, ecco qua. Ecco, inizia in friulano, ma poi vedrete parlare anche in italiano. Mo passi all'italiano, ma dopo vedrei che sarà tanto problema per questa presentazione. Allora, innanzitutto vi chiedo di immaginare questa situazione. Siamo a Udine nel 1944. La città è parte dell'Adriatisches Küstenland, e quindi sotto il diretto controllo del Terzo Reich. In Friuli, come nel resto d'Europa, la dittatura nazifascista sta allungando e ha già allungato da tempo la sua ombra. Siamo in un'aula dell'Istituto Superiore Percoto, durante una lezione di latino, precisamente della terza C. Un professore, che si vede molto bene anche un sacerdote perché ha l'abito lungo nero, sta per leggere ai suoi studenti un passo del capitolo 13 della celebre orazione dell'Imperio nei Pompei di Cicerone, scritta più di 2000 anni prima. Ma prima di aprire il libro, e questo appunto mi direte perché ci parla di una cosa così, scolpite nel marmo della retorica romana, no? È uno dei discorsi più importanti di Cicerone, il primo discorso politico in realtà. Dicevo, fa capire che quelle parole, scritte 2000 anni prima, sembrano scolpite per il presente, per quel 1944, dove il Friuli è occupato dalle truppe naziste e dove succedono delle cose che poi appunto verranno raccontate nei libri di storia. Tempi in cui militari, politici, burocrati stanno conducendo popoli interi alla rovina. Allora ascoltiamo ora un frammento di quella orazione, un piccolissimo frammento perché è molto più lunga, non come esercizio di stile, ma come un omaggio ad un istante preciso in cui parole pubbliche diventavano materia incandescente. Parole che per chi le pronunciò segnalano il passaggio tra una normale lezione scolastica e una condanna, tra la libertà personale e il rischio di perdere la stessa vita. Adesso vi leggo un piccolo tratto di quell'orazione. Prima del tratto che vi leggo io si parla della corruzione dei generali romani, con dei casi specifici dove Cicerone dice non faccio i nomi, così se qualcuno si sente coinvolto sarà lui ad accusarsi. E poi dice questo: Romani, questa cupidigia dei generali che è responsabile dei gravissimi danni che i vostri eserciti arrecano dovunque giungano. Quindi parla di come si comporta l'esercito romano quando va in giro, e sta parlando ai cittadini romani. Richiamate alla vostra mente cosa combinavano in questi ultimi anni i nostri generali quando passavano attraverso campagne e città i cui abitanti godono della cittadinanza romana, quindi presso gli alleati. Potrete più facilmente immaginare cosa avviene in paesi stranieri, cioè presso i nemici. Sono più numerose, a vostro avviso, le città nemiche distrutte in questi ultimi anni dalle vostre forze armate, oppure quelle alleate mandate in rovina per aver ospitato i nostri militari? La verità è che non è in grado di tenere a freno il suo esercito quel generale che non sa tenere a freno se stesso e non può giudicare con severità gli altri, uno che non vuole essere a sua volta giudicato con severità. Il giorno dopo, quel professore, quel sacerdote, non si presentò per la solita lezione di latino e un suo studente raccontò poi di Nino Virgili. Tre Marchetti. Corse la voce, era stato sospeso da scuola, i fascisti lo stavano cercando.
qualcuno aveva parlato. Allora uscimmo dall'aula, quindi immaginatevi questi che Si sta parlando di Premarchetti, e escono dall'aula, fondatore della rivista La Patria dal uscimmo Friuli. tutti insieme dalla scuola e andammo a casa sua in via Lusignaco, abitava Siamo nel 44. Ci venne incontro dalle scale, scalino per scalino, e noi muti nel breve ambito. Tornai a scuole frus, ci disse, non resto sto chiasa anche a guatris. E non aveva la voce di sempre, lo abbracciammo uno per uno. Tornate a scuola, ragazzi. Gli occhi pieni di angoscia. Poi si voltò e risalì scalino per scalino e scomparve. Dopo sapemmo che venne mandato al confino politico a Bobbio, che è una città vicino Piacenza. Poi, quando poté nel 1945, tornò, si unì all'Osotto e diede una mano alla Resistenza. Ecco, quel professore, quel sacerdote, si chiamava Giuseppe Marchetti e stasera cercherò di parlare il meno possibile di lui, ma di far parlare lui in prima persona attraverso la mia voce, perché è uno che ha scritto moltissimi testi. Ecco, abbiamo sentito William Cisilino introdurre la figura di Premarchetti, una colonna per il nostro Friuli insieme a Pierpaolo Pasolini, un'identità, quella friulana, che non è violenta, e quindi richiamiamo questa identità forte del nostro territorio, che diciamo, va messa in contrapposizione ad altre realtà che invece rischiano di sconfinare nel terrorismo, o vi sconfinano come è accaduto in questi giorni. Terminiamo qui la trasmissione richiamando le iniziative di Istoria a Estoria.